Io non credo nella depenalizzazione dell'atto medico, creerebbe all'evidenza una disuguaglianza con altre categorie di professionisti pure impegnati in prestazioni di particolare difficoltà. Penso per esempio ad un ingegnere che costruisce il ponte. Vedrei una palese illegittimità in una depenalizzazione, ma anche in una restringimento della responsabilità del medico in tutti i casi di colpa lieve. Non vedrei una soluzione che possa aiutare la classe medica, perché anzi potrebbe favorire dei comportamenti e delle condotte del personale esercente la professione sanitaria in violazione delle norme del codice deontologico oppure di elementari regole della tecnica. Quindi salvo i casi, e poi ne parleremo adesso su una mia proposta di riforma della responsabilità sanitaria, che intervengono delle situazioni di particolare difficoltà o delle situazioni di emergenza. Io penserei di disapplicare la responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria dalle linee guida, che dovrebbero rimanere come elemento probatorio e come elemento di carattere processuale. La proposta che io sento di poter curare è che nei casi di emergenza e nei casi nelle situazioni di particolare difficoltà, l'esercente la professione sanitaria risponde per imperizia, imprudenza e negligenza lieve. Questo perché? Perché le situazioni di emergenza e le situazioni di particolare difficoltà possono giustificare una limitazione della responsabilità che non presenti profili di incostituzionalità rispetto ad altre categorie di professionisti.